La stampa perché questo sarà un weekend particolarmente importante per il Partito Democratico a livello nazionale, proprio per le elezioni, per le primarie del Partito Democratico che si svolgeranno domenica per tutto il giorno su tutto il territorio nazionale. Si è conclusa la prima fase nei circoli con il voto degli iscritti, adesso invece la parola passerà agli elettori del Partito Democratico, quindi non soltanto agli iscritti, ma a tutti coloro che si riconoscono nel PD e che vogliono rafforzare un partito che appunto ha subito una pesante sconfitta a settembre e che con questo congresso vuole rigenerarsi anche appunto nei suoi esponenti nazionali più di spicco. Sapete che la contesa sui nomi si è assestata infine su due persone che hanno un'esperienza e una capacità significativa per poter rappresentare il PD, che sono Stefano Bonaccini ed Elie Schlein. Devo dire che appunto a Trieste il risultato della consultazione degli iscritti è stata molto favorevole a Gianni Cooperlo e anche ad Elie Schlein, mentre Bonaccini e Paola De Micheli hanno ottenuto soltanto, diciamo, il terzo e quarto posto, mettiamola così. Però a livello nazionale invece c'è stata una grande partecipazione degli iscritti e adesso ci attendiamo un'importante partecipazione anche per questa domenica. E dicevo che si vota in 120 seggi in tutto il Friuli Venezia Giulia. 17 di questi sono nella nostra ex provincia, quindi a Trieste nei comuni limitrofi. Abbiamo stampato oltre 30.000 schede, quindi ci aspettiamo insomma che ci sia una certa partecipazione a queste primarie. In tutta la regione? Sì, in tutta la regione. E contestualmente al voto delle primarie abbiamo preparato anche un volantino di presentazione del nostro candidato presidente Moretuzzo e anche l'elenco dei nostri candidati per la corsa al Consiglio regionale. Quindi contestualmente ci presentiamo sia sul livello nazionale ma anche ci facciamo conoscere per quanto riguarda le nostre elezioni. Insomma, tutti i circoli di Trieste hanno almeno un seggio. Qui avete l'elenco dei singoli seggi, quindi potrete vedere dove si può andare a votare. E per andare a votare è importante portare con sé il documento di identità e la scheda elettorale, questo perché bisogna votare nel seggio giusto, quindi è bene che i cittadini facciano attenzione a dove votare e poi appunto portare con sé appunto il documento di identità, il tessera elettorale e poi dare un contributo al partito a partire dai 2 euro per il sostegno al partito stesso. Siamo convinti che verrà tanta gente e pensiamo anche che sia particolarmente importante questo momento di democrazia, perché allargare la partecipazione vuol dire allargare la democrazia. Dove c'è poca partecipazione vuol dire che la democrazia non funziona bene. Abbiamo visto che nelle ultime elezioni regionali in Lazio e Lombardia, ciao, buonasera, la partecipazione è stata particolarmente bassa, quindi speriamo invece con questo voto delle primarie di incentivare la partecipazione dei cittadini e anche in vista delle regionali di consentirci insomma di avere una platea di appunto persone che intendono appunto esprimere il loro voto più larga rispetto alle altre regioni. Questa è una questione di priorità politiche perché la nostra è rimasto forse l'unico partito che svolge il suo congresso in questa forma e aspetta appunto l'investitura anche del piano nazionale da una platea molto più ampia. Noi siamo fieri e orgogliosi di questo perché come sapete questo sforzo di organizzazione sarà tutto sulle spalle dei volontari, quindi c'è un'imponente macchina organizzativa che si sta muovendo e che si sta preparando per queste elezioni, per queste primarie che sono particolarmente importanti perché ci danno l'avvio un po' verso il nuovo Partito Democratico al termine della fase costituente che ha approvato anche una nuova Carta dei Valori.
ci saranno circa 500 volontari in tutto il Friuli Venezia Giulia, penso che a Trieste siamo sul centinaio, quindi insomma i seggi saranno aperti dalla mattina alle 8 alla sera fino alle 20, si vota solo nella giornata di domenica e speriamo insomma che sarà una giornata di buona democrazia e di grande partecipazione. Quanti volontari sono in tutta la regione? E in regione 500. Una domanda, il voto degli iscritti pesa più di quello delle altre persone che non sono No, iscritte? il voto degli iscritti... O vale Sì, il voto degli iscritti vale quanto quello degli elettori in questo senso. Questo è anche, diciamo, il motivo fondativo del Partito Democratico, che ha da sempre mantenuto questa struttura e quindi abbiamo proseguito in questo senso, insomma, cercando di allargare la partecipazione e anche la riconoscibilità poi del segretario o della segretaria. Poi mi dicevano prima che i 2 euro sono per chi non è iscritto al partito, Sì, giusto? sì, però chiederemo a tutti un contributo perché a parte che abbiamo la campagna elettorale, ma ormai i partiti insomma hanno una struttura sempre più debole perché con l'abolizione del finanziamento pubblico chiaramente è molto più complicato far politica e anche chi fa politica appunto lo fa gratuitamente nel proprio tempo libero. La vicinanza delle elezioni regionali non rischia di, come dire, di far apparire il voto congressuale come un tipo voto per le primarie e quindi che effettivamente i partiti che fanno parte delle coalizioni per le regionali vadano non dico inquinare, però influire all'interno del Partito Democratico. Ma io credo che appunto due considerazioni. Io ritengo che il Partito Democratico debba dimostrare e dimostri continuamente di essere democratico di nome e di fatto, scusate, dico una banalità. E per quanto riguarda il resto della coalizione, noi siamo consapevoli di avere la responsabilità di essere il riferimento principale della coalizione di centrosinistra. Quindi diciamo che non c'è timore di, come dire, come hai detto, annacquamento, condizionamento, chiamiamolo come, ecco, ma c'è al contrario consapevolezza di essere la forza principale della coalizione del centrosinistra, al quale anche le altre forze politiche del centrosinistra guardano con interesse. Io volevo anche tornare sulla questione. Il voto degli iscritti ha determinato comunque i due nomi che arrivano al ballottaggio sostanzialmente, no? I candidati Si prima. possono votare solo questi due Sì, i candidati quindi, prima. insomma, gli iscritti erano il primo giro. Esattamente. E un'altra cosa molto pratica, scusate se sono sempre terra a terra, è che siccome domenica è previsto, diciamo, un abbassamento delle temperature, segnalo che tutte le sedi, mi pare di poter dire, sono al chiuso, non ci sono gazebo, quindi ecco, diciamo che da questo punto di vista ci siamo premuniti di conseguenza. E volevo anche segnalare che il Partito Democratico ha accolto la richiesta, l'appello arrivato ieri da ACLI e ARCI, che facendo riferimento alle iniziative che ci saranno questo fine settimana con la rete Europe for Peace, nell'ambito della quale verranno organizzate mobilitazioni, iniziative in tutta Europa per chiedere il cessate il fuoco, chiedevano... Sì, in Ucraina. Sì, per chiedere il cessate il fuoco, stavo leggendo, scusate, ho saltato dei pezzi, dopo se volete qui c'è la lettera completa. Chiedono, richiesta che il PD ha accolto, di di appendere una bandiera della pace in ogni seggio delle primarie, e quindi come gesto di vicinanza a chi sarà in piazza a manifestare appunto per la fine dell'orrore della guerra. E quindi anche questo ci tenevamo a dire.